Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con Linea Diretta per quanto riguarda gli ultimissimi dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo con una serie di incendi che si stanno materializzando in queste ore in provincia di Udine, proprio in questi minuti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, in particolare queste immagini ci sono giunte poco più di 20 minuti fa. Si tratta della zona di via Monte Seibusi, nella periferia nord di Udine, dove stanno operando, come detto, i vigili del fuoco. Ringraziamo i nostri amici utenti che come sempre celermente ci inviano le immagini. Vedete, questa è una prima ripresa, poi avremo una seconda proprio direttamente dal posto. Giusto per darvi l'idea, stanno operando, ripetiamo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine per spegnere le fiamme, e all'altezza proprio del campo nomadi di via Monte Seibusi, all'altezza della linea ferroviaria di raccordo tra il Bivio Vat e la stazione centrale di Udine. Per fortuna non ci sono feriti, ma chiaramente le sterpaglie, andando a fuoco, hanno anche interessato la vicina circolazione ferroviaria, in particolare, come detto, proprio nel punto in cui la linea storica incrocia la linea di cintura. Un altro incendio, sempre nella zona di Udine, in questo caso in via Pradamano, dovuto a delle sterpaglie andate a fuoco. È in corso, sul posto stanno operando altre squadre sempre giunte dal comando provinciale, e anche in questo caso per fortuna non ci sono persone coinvolte, ma quello che conta è che i vigili del fuoco stanno operando con diverse squadre per poter spegnere questi roghi a livello campestre. Chiaramente stanno arrivando anche i carabinieri per le indagini di polizia giudiziaria. E adesso cambiamo argomento e parliamo di truffe online da parte della polizia postale. La rete internet per acquistare beni e servizi, soprattutto in questo periodo di vacanze in cui la rete può dare possibilità di fare degli acquisti di pacchetti case vacanza anche con un grande risparmio, però bisogna fare attenzione perché le potenziali truffe sono sempre dietro l'angolo e per questo motivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, insieme al portale Airbnb e ad altro consumo, ha stilato una piccola semplice guida da seguire per non incappare in truffe di malintenzionati. Nella guida è riportata sia il profilo del truffatore che i consigli utili per non incorrere in potenziali truffe. In particolare uno dei profili del truffatore è il cosiddetto cervello in fuga che si è dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro, ci chiede tutti quanti una serie di documenti personali per il contratto e in ultimo ci chiede il bonifico internazionale, così come ad esempio l'esperto informatico che invece al contrario ci dice di continuare la trattativa al di fuori della piattaforma perché in questo modo ci fa risparmiare, anzi al contrario ci propone anche un bello sconto, cosa assolutamente da non fare perché è il preludio a una vera e propria truffa. L'altro aspetto è quello del compare che inserisce degli annunci sui portali, sulle piattaforme, senza che vi siano recensioni o che addirittura è un soggetto che si è appena iscritto, quindi questo deve farci subito insospettire. E che cosa c'è da dire? Che il truffatore è una persona educatissima, molto cordiale, sempre disponibile e che non disdegna da strizzarci l'occhio fino a quando non ci chiede il bonifico. Una volta effettuato il bonifico scompare in un assordante silenzio fino a quando non trova un'altra vittima. Quindi fate assolutamente molta attenzione incrociando tutti quanti i dati e se avete qualche dubbio potete rivolgervi al commissariato di ps.it che è il portale della Polizia Postale per chiedere tutte le informazioni necessarie per acquistare in sicurezza. Cambiamo adesso argomento per dire che
Sabato 3 luglio alle 9 in presenza presso la fiera di Pordenone si terrà l'assemblea annuale di Federmanager Friuli Venezia Giulia. Parteciperanno ai lavori diversi rappresentanti istituzionali, chiaramente dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che invierà un contributo video. Durante l'assemblea avrà luogo l'intervista col Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, sul tema Il futuro delle imprese industriali nell'Alto Adriatico, moderato dal giornalista del Messaggero Veneto Antonio Bacci. Successivamente Daniele Damele, Presidente di Federmanager Friuli Venezia Giulia, coordinerà i lavori ordinari e straordinari dell'assemblea e la tradizionale premiazione dei benemeriti iscritti all'associazione. Chi lo desidera potrà seguire i lavori assembleari in modalità remota, collegandosi in streaming dai dispositivi mobili attraverso la piattaforma dedicata. Il relativo link va richiesto via mail a federmanager.fvg@federmanager.it. E con questa notizia chiudiamo qua questa edizione flash del mattino. Chiaramente tutti gli aggiornamenti online attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Con l'informazione live torneremo nel primo pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona mattinata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.